Un progetto importante, quest'oggi presentato in questa conferenza stampa nella sede ufficiale del Consiglio regionale del Veneto in sala Oriana Fallaci. Abbiamo avuto anche il piacere di comunicare, annunciare che grazie alla Regione del Veneto, insomma ai nostri dipartimenti e al nostro braccio operativo Veneto Film Commission, il 2 settembre alle ore 15 parteciperà a questa iniziativa, a questo progetto, anche alla 83esima Mostra internazionale d'arte cinematografica. Sarà ospitato questo progetto perché questo progetto apporta un messaggio potente per la nostra comunità che ha nelle corde tanti temi e che della cinematografia fa la leva per portare quel messaggio importante, per far crescere sempre più coesa il nostro Veneto, i nostri veneti, la comunità del nostro Veneto, ma anche fuori dai confini della nostra regione. Quindi grazie a Rocco Cosentino, grazie all'Associazione Aiutismo APS, all'Officina dell'Idea, che dei genitori che hanno voluto, sostenuto questo progetto che oggi sta diventando patrimonio di tutta la nostra comunità e il nostro territorio. Per Cittadella è stato veramente importante partecipare a questo progetto, un progetto bellissimo che abbiamo accolto con entusiasmo e con dei temi veramente importanti. Ho ringraziato molto Rocco per averci coinvolto e il titolo in sé è veramente un titolo importante, il coraggio di cambiare, perché si va oltre i giudizi, si deve avere il coraggio di prendere la decisione di cambiare e al giorno d'oggi una donna non dovrebbe essere messa in questa situazione. Poi ringrazio Rocco per aver scelto Cittadella, il nostro territorio, le nostre aziende e quindi un progetto che noi abbiamo cercato di valorizzare il più possibile e aiutarli il più possibile. Ecco. Noi come Comune siamo venuti qui di recente a conoscenza di questo meraviglioso progetto che abbiamo sin da subito sposato. È stata una conoscenza del tutto casuale perché una nostra concittadina è proprio la protagonista di questo film e una volta avuti i contatti con il regista Rocco Cosentino abbiamo veramente apprezzato i valori che questo film porta e che si coniugano esattamente con quello che stiamo cercando di portare avanti anche come amministrazione, sia per i rapporti con la comunità locale, con il territorio e sia comunque anche per i valori relativi all'inclusione. Il coraggio di cambiare è un film di prossima produzione, stiamo girando già da qualche settimana, che parla di donne, parla di inclusività, parla di autismo, ma soprattutto di queste donne che devono decidere se avere o meno il coraggio di cambiare. Un coraggio che molto spesso viene obbligato ad avere o molto spesso non si ha. Per fare cosa? Per poter mettere, diciamo così, in piedi i propri sogni oppure affermare la propria femminilità, la propria bellezza, ma senza pregiudizi, senza scontri, senza problematiche legate a volte anche alle abitudini e alla cultura che noi abbiamo. Un film interamente, quasi interamente in lingua veneta che speriamo possa prendere tutti allo stomaco.